Va ora in onda Potere al Popolo. Eccolo qui Sammy Varin dagli studi di Milano, via Bellerio 41 di Radio Libertà, la seconda parte della nostra e vostra controinformazione. Cos'è successo? Raid di Israele su Teheran. Katz dice uccisi il responsabile della difesa iraniano Larijani e il capo delle guardie paramilitari Soleimani, ma Teheran, specifica il sito di Repubblica, smentisce. Martirio, sacrificio necessario. È uscito invece in questo momento l'aggiornamento, il messaggio postumo del capo della sicurezza sarebbe stato questo. C'è anche una striscia rossa sul sito di Repubblica: furto in casa del giocatore della Roma, e questo mi rifiuto di dirlo, Francesco, tu lo puoi fare. Einaoui. Ah, ho capito, Einaoui. Io sono allergico a queste cose, ma anche tutti sti stranieri sempre dobbiamo tenercene. Vabbè, ci spiace per lui, chiaramente rubati soldi e gioielli, è giocatore della Roma. Unità d'Italia, Mattarella, Costituzione ONU, presidio di diritti, le egemonie turbano equilibri del mondo. È anniversario, sappiatelo. Basta, non è successo nient'altro al momento, per fortuna pare di no, bisogna guardarsi le spalle qua. Cosa abbiamo? Abbiamo al qui Parlamento un interessante intervento del grandissimo Bagnai della Lega, poi la canzone indipendente dei Mazzi Opera, Manicomio, poi intervisteremo un regista di corti dell'horror, di fantascienza, carinissimi, si chiama Federico Calabresi, appena uscito un suo nuovo film su YouTube, poi ve lo faccio ritrovare, e dopo le 11:30 avremo un artista indipendente che però, questo gira al mondo, si chiama Joe Patti, che ci farà ascoltare in assoluta anteprima la nuovissima canzone appena registrata ieri sera. Che onore, forse non è ancora completato il messaggio, non so cosa trasmetto, ma ve la faccio sentire. Subito però tutti fermi, tutti buoni. Ci sono anche i vostri WhatsApp, ragazzi, C'ho il computer pieno, li devo per forza leggere. Prima, certo, ci colleghiamo con il grandissimo della Lega, Bagnai. Qui Parlamento. Grazie Presidente, signor Presidente del Consiglio, ministri. Ma intanto vorrei fare una osservazione. Sono rimasto un po' male quando il signor Presidente del Consiglio è stato accusato di essere in qualche modo un sostenitore o un fautore della, leggo, classe politica d'Europa più misera di sempre, perché, vede, a parte, allora, confesso che anche io, anzi prevalentemente io, rispetto a chi ha lanciato questa accusa, ho delle perplessità, per esempio sulla signora von der Leyen, che si è accorta a ottobre scorso sostanzialmente che i pannelli solari vengono prodotti in Cina e che quindi le politiche verdi condizionano la nostra autonomia strategica, o che si è accorta pochi giorni fa del fatto che spegnere le centrali nucleari tedesche perché c'era stato un terremoto di 6 minuti del 9° grado della scala Richter in Giappone, che è un evento che si può verificare una volta ogni un certo numero di secoli, secondo le statistiche. Ecco, in base a quell'evento probabilmente è stata presa una decisione un po' emotiva, di cui peraltro la signora von der Leyen non è direttamente responsabile, ma il dato però è che questa classe politica, e in particolare la signora von der Leyen, si è affermata grazie a 9 voti decisivi di chi oggi ritiene che la classe politica guidata dalla stessa signora von der Leyen sia la più misera di sempre. Allora i colleghi forse ci devono pensare nel 2019, perché lei invece, sulla base di sue valutazioni e il suo partito, ha sempre votato, come peraltro il nostro, coerentemente contro, e voglio anche ricordare
che quando lei ha espresso il suo voto contrario era qualche tempo fa, si era all'inizio, non proprio all'inizio, ma insomma nelle prime fasi di un percorso di crescita di questo governo che non aveva ancora tutta l'autorevolezza internazionale che adesso ha acquisito, che è quell'autorevolezza che gli consente di dire ogni tanto qualche no. È più facile farlo adesso, ora che l'Italia è diventata un paese che può essere indicato come esempio per stabilità del governo e anche per razionalità delle posizioni prese, di quanto non lo fosse qualche tempo fa. Ma lei ha avuto coraggio e non ha cambiato idea, e invece chi cambia idea adesso viene ad accusarla. Vorrei tornare sul testo però delle sue dichiarazioni di oggi. Io solo 2 osservazioni vorrei fare per indicare 2 punti. È sempre un molto interessante e piacevole ascoltare le sue comunicazioni. Ci sono 2 punti oggi che ho trovato particolarmente importanti. Il primo è la difesa del principio di unanimità e la seconda è l'affermazione del fatto che noi non dobbiamo prendere esempi da nessuno. E allora sul principio di unanimità non possiamo che sottolineare con grandissimo consenso la sua affermazione secondo la quale non consideriamo praticabile aggirare il principio della unanimità, e questo ci rassicura perché è un cardine del progetto europeo così come esso è stato inizialmente concepito. Tuttavia ci sono degli elementi che vorrei mettere in evidenza, non per nulla togliere a questa affermazione o all'azione del governo, ma semplicemente porli come spunto di riflessione, come penso si debba fare in una discussione generale. Intanto vediamo che il principio di unanimità, seppure non è stato abolito, anche perché per abolirlo ci vorrebbe, se non ho capito male, l'unanimità, quindi siamo in una specie di comma 22, è stato spesso aggirato, e questo ci deve far suonare un campanello d'allarme, non per altro, ma perché quando noi rivendichiamo la bontà del progetto europeo, ne rivendichiamo il primato morale e giuridico, cioè la capacità di creare un sistema basato su regole. È vero che la saggezza popolare ci insegna che fatta la legge è trovato l'inganno, d'altra parte però dopo non si possono andare a dare lezioni di morale ad altri governi e ambiti politici, per esempio con una applicazione strumentale del concetto dello Stato di diritto e con le condizionalità ad esso legate. Ma c'è anche un altro tema. Lei si è espressa su un tema che è molto caro a noi, è molto all'interno della nostra attenzione, che è quello dell'allargamento. Il collega Borghi, il senatore Borghi al Senato ha fatto un'osservazione che dal punto di vista economico è fattualmente condivisibile, cioè nell'attuale contesto geopolitico, per dove possiamo allargarci noi, l'allargamento è necessariamente un allargamento, diciamo, al ribasso dal punto di vista economico. È difficile, diceva il collega Borghi, che la Norvegia e la Svizzera entrino, è più facile che entrino paesi con un reddito medio inferiore a quello europeo, e questo naturalmente porrebbe una serie di problematiche che si riflettono su tante scelte che in questo momento il governo deve prendere. Ad esempio, nel quadro finanziario pluriennale mi sembra evidente che domandare un allargamento del bilancio europeo, che è una cosa che pure si sente ogni tanto proporre anche in Italia, ha un valore diverso per un paese che è contribuente netto e ha un valore diverso per un paese che è beneficiario netto. Il beneficiario netto dall'allargamento trae un beneficio netto e il contribuente netto deve metterci più risorse. Quindi questa è una cosa della quale dobbiamo essere consapevoli, e non per grettezza, perché la solidarietà che anima il progetto europeo è assolutamente commendevole. Dobbiamo però chiederci quanto sia politicamente sostenibile un sostegno dato a paesi, diciamo, viciniori che sono in condizioni economiche peggiori delle nostre, attraverso questo meccanismo dell'allargamento in senso stretto, anche perché l'allargamento confligge con l'aspirazione a mantenere l'unanimità, perché al di là del dato materiale che può essere
così considerato anche gretto, del non voler fare entrare persone non, come dire, facoltose all'interno del nostro club, esiste il fatto che più si allarga questa unione e più si diversifica lo spettro delle sensibilità politiche dei paesi che ne fanno parte, e quindi più difficile diventa condividere il principio di unanimità, e quindi naturalmente o ci si allargando il numero di paesi o si restringe lo spettro di temi dei quali ci si occupa, oppure bisogna immaginare qualcos'altro. Non lo dico come critica, lo dico come spunto per una discussione che forse lei oggi e anche gli altri colleghi, pressati dall'urgenza dei fatti bellici, potrebbero ritenere intempestiva, ma non possiamo continuare a parlare dell'Europa senza chiederci esattamente che Europa abbiamo in mente, perché diciamo questa Europa, che è una transizione verso un'unione sempre più stretta, penso mi sia capitato già di chiedermelo altre volte in quest'Aula, quando sarà abbastanza stretta questa unione stretta? Prima è stato evocato un pensatore forse meno brillante di quanto sembrava ai suoi tempi, quello che aveva teorizzato la fine della storia. Noi dovremmo chiederci: ma come finirà questa storia, la storia dell'Unione Europea, nel senso di quale è il punto d'arrivo, quale è la forma istituzionale verso la quale stiamo tendendo, se ce n'è una, e anche dove finirà geograficamente questo progetto. Abbiamo in mente un'Europa unita che sia l'Europa culturale, e allora il limite sono gli Urali sostanzialmente, e questo pone ovviamente una serie di sfide se ci pensiamo in un contesto come quello attuale. Quindi anche su questo forse bisognerebbe riflettere. D'altra parte noi non possiamo accontentarci della visione espressa da altri illustri pensatori, penso a Jean Monnet, quello che diceva che l'Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni portate a queste crisi, perché questo ragionamento è poco democratico sia come metodo che come punto di arrivo. In questo momento, innanzitutto, nelle crisi non c'è molto spazio per la democrazia, non sempre. La nostra forza è quella di aderire a certi principi, però oggettivamente nelle crisi le forzature sono possibili. Poi guardiamo quello che sta succedendo adesso. Per esempio, lei ha giustamente rivendicato di aver promosso una riunione dei 4 esponenti politici oggettivamente più significativi dal punto di vista del paese che li ha espressi in questo momento, e quindi in questo momento c'è un gruppo. È per il mio tempo o per... Benissimo. E vede però, questa Europa a geometria variabile ci porta in un contesto che è quello che ha descritto il presidente Trump nelle sue linee strategiche, di avere al vertice di un processo decisionale dei personaggi politici che, tranne lei, che è ancora forte di un grande consenso sia personale che politico, perché è pur sempre il leader del partito di maggioranza relativa, tranne lei non hanno alcuna legittimazione democratica, hanno un consenso personale in tracollo e in molti casi non sono neanche leader del partito di maggioranza relativa nel loro paese e non verrebbero molto probabilmente rieletti. Ecco, forse su questo tipo di assetto dovremmo porci delle domande. È chiaro che bisogna fare il pane con la farina che si ha, però è anche chiaro che, come dire, la farina, diciamo, dei progetti politici non pensati con sufficiente ponderazione rischia di finire in crusca. Grazie, Presidente. Grazie. Grazie, Presidente. Signor Presidente del Consiglio, Ministri. Qui Parlamento. Preso dal panico, il mondo è un manicomio, a volte sadico, tutto da manicomio.
Guardami dentro e dimmi quello che so già, che cosa vedi, neanche un po' di umanità, perché son matto più nella tua società, che parla troppo e dice cose che non sa, ormai da tempo sai che non ragiono più, ho perso il senso e il vortice mi tira giù, dicono tutti che sei matto un po' anche tu, sei un po' anche tu. È tutto normale, è animale, preso dal panico, il mondo è un manicomio, a volte sadico, fuggo dal manicomio. Balliamo sulle note del peccato, andiamo dove non sei andato mai, perché son matto da quando son nato. Cosa si prova ad essere quello sbagliato, dannati da quel frutto proibito, segui l'istinto è il modo preferito, perché sei umano e tutto è consentito. Lo so fa schifo ma dai un po' ti è piaciuto, è tutto normale, è animale, preso dal panico, il mondo è un manicomio, a volte sadico, fuggo dal occhi sono uno specchio dell'anima, appendito ad un chiodo al muro in camera, te che sei quella cosa, quella più certa, in questo mondo di merda che non cambierà. Non cambierà. Preso dal Si chiamano Mazzi Opera. Mazzi Opera scritto con la Y, li stiamo ospitando ogni settimana perché il loro pezzo è potente, l'intero album è potente. Questa è Manicomio e c'è un motivo per cui ho mandato proprio questa, perché adesso vi porto nell'atmosfera giusta, un po' horror, un po' pazza, un po' fantascienza. È un regista che conoscete perché appena esce qualcosa lo andiamo subito a guardare il suo film. Intanto però cercate i Mazzi Opera con Manicomio, loro arrivano da Brescia, hanno tra i 21 e i 25 anni, giovanissimi, coordinati però da professionisti come Ivano Zanotti e Marco Grasselli, hanno raggiunto la finalissima del concorso nazionale Rock Targato Italia e li avete sentiti su Radio Libertà con Francesco Caprini che è in onda ogni venerdì alle ore 12. Signori, a proposito di Manicomio, a proposito di una certa pazzia, ma anche quando succedono quelle cose strane, sentite dei rumori strani in casa e dite però non c'è nessuno, ma io ho sentito dei rumori, mi sembra di vedere qualche cosa, lo so che vi è capitato sicuramente, signori, prima o poi vi busserà alla porta Federico Calabrese, ciao! Ciao grande Sammy. Ciao, regista siciliano, fai corti, nel senso che sono quei film che durano poco, ragazzi, per chi non ha 2 ore di tempo, perché deve lavorare, deve studiare, vuole dormire, ci sono i corti che sono film effettivamente che durano 10, 15, 20 minuti al massimo, ma che condensano tanta emozione in quei minuti. Da oltre 20 anni Federico Calabrese fa thriller, horror, fantascienza, ha un canale YouTube cliccatissimo, Federico Calabrese Director, cliccatissimo davvero, ma non soltanto da amanti del settore, ma anche da semplici curiosi in cerca di emozioni, da quelli che, come vi dicevo, la sera vogliono andare a letto presto e vogliono guardarsi un film e lo voglio vedere e io mi guardo un film che dura 15 minuti, magari proprio questo, appena uscito. Come si intitola il tuo nuovo film? Si chiama Le pagine della paura. Wow!
E quindi immagino, ecco, ora lo trasmettiamo in sovraimpressione. Le pagine della paura. Senti, che cosa ci hai messo dentro questa volta? Quale argomento ci hai messo dentro? Ma il film è un horror in piena regola, quindi con tutte le regole dell'horror ovviamente. Narra di uno scrittore di racconti dell'orrore che apprende da un prete esorcista la storia di Candida, una donna che è stata posseduta e che ha subito un esorcismo. E così lui vuole proprio scrivere questa storia, infatti intitola il suo nuovo lavoro Le pagine della paura. Solo che questo scrittore ha, diciamo, non dico molte facce, ma dietro ha una brutta storia. Una storia che poi purtroppo riemerge durante il film, quindi questa storia è sempre presente. Ecco, la parola presenza è il tema centrale poi del film. Ed è un film che io ho scritto quest'estate a mare. Ho avuto l'onore di poterlo girare con il direttore della fotografia Antonio Torresi e Emanuele Pinto, che ha curato la fotografia, le riprese col drone, la musica, la colonna sonora è sempre di Emanuele Pinto e il suono. E col suono in questo film ha fatto davvero un lavoro molto, molto importante. Colgo l'occasione per salutare tutta la mia squadra, tutto il mio cast, l'aiuto regista Rita Condorelli, che è stata essenziale sul set e ci ha dato una mano. E questo film è una storia che io volevo scrivere da tantissimo tempo, anche se ero un po' perplesso, perché comunque è un tipo di film, l'horror, sai, è un po' più commerciale rispetto ai film, quelli che si suol dire d'autore. Io non sono un grande autore, ma comunque l'horror è più commerciale rispetto a quei film. Invece ha avuto molto successo, non me lo aspettavo. Abbiamo fatto sempre per un prodotto amatoriale, nei primi 2 giorni, nel primo weekend abbiamo avuto 110 visualizzazioni al giorno, 60 nella prima settimana al giorno, e quindi devo dire che rispetto ad altri corti che ho fatto, così come Mr. Fan che tu hai visto, l'ultimo che ho fatto, che è un grottesco, ha avuto molto più successo. Ovviamente il mio non è un videoclip che si guarda più facilmente, come hai detto tu prima, è un film dove ti vuoi dedicare magari la sera e spendere quel quarto d'ora, quindi devi seguirlo dall'inizio alla fine, però per un prodotto amatoriale, voglio dire, è stato molto apprezzato. Sì, e soprattutto ti lascia addosso quella sensazione. Noi le cerchiamo, le sensazioni, le emozioni purtroppo sono sempre di un certo tipo, guardando i giornali, i telegiornali, eccetera. Un'altra sensazione è guardare questi corti che durano pochissimo tempo, ma il sapore che vi lasciano è diverso. Senti, ma la difficoltà di girare questi film corti, qual è? A me viene in mente la domanda più stupida che ti potessi fare, te l'ho fatta, farci stare tutto in pochi minuti, rendendo bene quello che vuoi far capire, o al contrario, non rendendolo tutto, nel senso che non puoi far vedere tutto quello che vorresti, quindi devi selezionare di far vedere il minimo indispensabile per lasciare anche la suspense, per lasciare il punto interrogativo, perché chi ti guarda dica: ma cavolo, ma è andata proprio così o in un altro modo? Federico. Sì, hai detto proprio bene. Infatti nel mio scorso film, Mr. Fan, il film che ho fatto prima di questo, ho lasciato un finale aperto, dove il pubblico si farà le domande, si potrà dare, tra virgolette, anche delle risposte. L'ho voluto fare apposta aperto. In questo caso no, nel film Nelle pagine della paura il finale, almeno dal mio punto di vista, è chiaro. La difficoltà, guarda, no, una volta che hai un messaggio da comunicare, secondo me è come un puzzle da comporre, cioè scegli tu in quanto tempo lo vuoi fare, se vuoi fare un puzzle più grande o un puzzle più piccolo. La difficoltà per questo film, per esempio, è stata la post-produzione, perché essendo un horror, i suoni, le atmosfere sono essenziali se vuoi, tra virgolette, fare paura. Quindi difficoltà tecniche, ogni film è una sfida, l'ho detto tante volte, ogni film è un caso a sé. Però in questo caso è stato proprio una difficoltà di post-produzione, che poi grazie a Emanuele Pinto, che ha curato benissimo il suono, il montaggio, e ha creato anche una bellissima colonna sonora per questo film, dalle atmosfere giuste. Questa è stata la sfida, è stato il dopo, più che durante le riprese. E la squadra, altrettanto importante, la tua è una squadra rodata, vi conoscete bene, loro ti conoscono, tu conosci loro, e quindi ci vuole molto meno anche a spiegare determinate cose.
Ma guarda, la squadra quest'anno è stata molto diversa, cioè Claudio Asmundo e Lucio Spina, che poi Lucio Spina è quello che fa il sacerdote in questo film, sono rimasti, ho avuto una squadra del tutto nuova, come appunto stiamo vedendo le immagini di Maria Carollo, che è una regista teatrale di teatro amatoriale, o Orazio Marletta, che è un attore teatrale, e Luca Coco, pure un attore teatrale, o Massimo Leone, che ha fatto anche lui teatro amatoriale. Sono stati una squadra del tutto nuova, tranne Massimo, che era quello che faceva il capitano nel mio ultimo film, quindi con lui già da un anno che lavoriamo insieme. Però è stata una sfida anche da questo punto di vista, perché ho lavorato con persone del tutto nuove della mia squadra. Ovviamente il montatore, come ho detto, il compositore Emanuele Pinto c'è, ma ho avuto il direttore della fotografia Antonio Torresi, che ho conosciuto e si è voluto mettere in gioco per questo film, l'aiuto regista Rita Condorelli, che prima non c'era, quindi si è allargata la squadra, sono cambiati molti elementi, ma è sempre una sfida quando hai una squadra del tutto nuova. Bello, quindi verso nuove conoscenze, nuovi orizzonti. Intanto chi ci sta guardando in radiovisione si sta gustando il film, ma io vi consiglio proprio di cercarlo quando avete un attimo di tempo. Federico Calabrese Director, lo cercate su YouTube, vi vengono fuori tutti questi corti, e guardarsene quando avete poco tempo, insomma vi lascia sempre un certo brivido. Uno scrittore horror, un prete esorcista, quel sapore di misteriosa paura che dura 15 minuti, ma anche quando finisce il film ti avvolge questo sapore, e insomma c'è un certo, ti guardi un attimo intorno, dici ma c'è un fantasma. Tu naturalmente, Federico, non credi nei fantasmi, non ce ne sono tutte fantasie, è l'animo umano che li crea, o che cosa? Un regista ha a volte questi timori di ritrovarseli lì, magari in studio, mentre stai scrivendo, ti giri e c'è quello che tu vorresti rappresentare? No, guarda, io ci credo alle presenze, da buon cristiano, come si suol dire, credo alle presenze. Diciamo che tu hai anche studiato, perdonami. Sì, esatto, hai detto una cosa giusta. Io ho la laurea in teologia, e non a caso nei miei film c'è sempre la figura del sacerdote, o meglio spesso la figura del sacerdote, quindi alla presenza io credo, naturalmente secondo la mia fede. E questo film, comunque, certo, poi ci sono, in ogni film, sai, devi anche sfruttare un po' la fantasia, quindi non è che tutto ciò che si vede è reale, insomma, poi metti come chi vedrà il film, il finale soprattutto è del tutto inventato. Ovviamente devi sempre stimolare anche la curiosità, come dicevi tu, del pubblico, di chi segue il tuo lavoro, però diciamo l'idea di base, infatti il film è un invito a non fare determinate cose, perché non sai poi cosa c'è dietro l'angolo, o meglio cosa si nasconde dietro la saracinesca, in questo senso. E qui ci hai messo tanta curiosità i nostri ascoltatori. Sì. E quindi, signori, toglietevi questo sfizio, guardatevi un corto di Federico Calabrese Director, scritto Director, lo trovate su YouTube, quest'ultimo film, ma anche quelli precedenti, lasciano una certa sensazione un po' diversa, e ripeto, occupano 15, massimo 20 minuti, quindi è veramente una piccola parte della vostra serata, magari prima di uscire o prima appunto di fare la nanna. Un'ultima curiosità, mi stanno scrivendo gli ascoltatori: dove è ambientato quando si vede il volo del drone? Dove l'hai fatto girare? Su che paese ti trovi? Allora, quella se ne è occupate delle riprese del drone Emanuele Pinto, comunque in Sicilia. Ok. Sono girati in Sicilia, non dico il luogo esatto, ma comunque in Sicilia. Ok, vedete, insomma, deve essere segreto. Un che po' poi di curiosità bisogna sempre lasciarla. se ti appaiono i fantasmi, dopo andate tutti quanti lì, no? Però il Federico Calabrese, tu di dove sei esattamente? Questo lo possiamo dire. Io sono di San Giovanni la Punta, che è un paese a circa 7 chilometri da Catania, in provincia di Catania. Ok, e noi mandiamo un grande saluto alla Sicilia, che ci ascolta in DAB senza problemi. Federico, sempre una bella emozione averti in diretta con noi. Certamente il prossimo passo, il prossimo giro, che vieni a Milano,
magari, che ne so, a girare un film un po' particolare anche a Milano, perché ci sono anche qui i fantasmi, e questi fanno paura e ammazzano e picchiano e violentano, quindi sono veramente cattivi. Sto parlando chiaramente dei Maranza e di tutta la bella gente strana che gira per Milano. No, scherzavo, ma quando vieni a Milano ricordati che c'è una radio che trasmette i tuoi film, Radio Libertà. Passaci a trovare, ok? Assolutamente, sarà un onore. Tra l'altro, ti dicevo, il film non ha lo scopo di dire è in Sicilia che ci sono i fantasmi, perché No. il luogo è girato in Sicilia, ma può essere ambientato in qualsiasi parte del mondo. Ecco, non ho fatto un luogo specifico sulle presenze in Sicilia. Certo, e ripeto, fatevi un giro a Milano e vi passa la voglia veramente di girare la sera soprattutto. Ciao Federico, un abbraccio, buon lavoro! Grande Semmi, Ciao. grazie sempre, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I could tell you that we're similar, but this is an illusion like a miracle. Same time we never truly free. We find ourselves running behind each other, getting violated, fucking in the face, deluded, in danger. Although the thrill is strong, you're chasing me, I'm catching you till I set you free. Who knows if I'll see you again? Tomorrow is a new day, what will I combine? Van Gogh's paintings, I will reinvent them. Portraits of our past that I won't forget. I won't forget them. Hombre, hombre, I really think if I am insisting, perhaps it's an addiction by subtracting. We both becoming losers, losers, losers. Moments of panic will be impacting. Suddenly impacting. Hombre, hombre,
Tomorrow is a new day, what will I combine? Van Gogh's paintings, I will reinvent them. Portraits of our past, they're released to succeed. Release to succeed. In danger, although the drill is strong. You're chasing me, I'm catching you till I set you free. C'è scritto anche fine, vuol dire che è finita, eh? Ci siamo gustati il video di Joe Patti, questo pezzo Hombre, uscito qualche mese fa, esplora l'amore e le emozioni. Leggo che Joe Patti ha un sound influenzato dai Beatles e dagli anni 70, con influenze soul e blues. Ma attenzione alle esperienze, cioè questo gira il mondo, Londra, Roma e non soltanto. E tra poco l'abbiamo in diretta con noi Joe Patti, anche perché a quanto pare ha deciso di farci un regalone e farci avere un pezzo appena registrato, roba di poche ore fa. E a me piace quando mi date queste incredibili sensazioni. Prima il film dell'orrore con Federico Calabrese, adesso la canzone appena registrata con le coriste che sono appena andate via. Non posso che essere felice. Intanto però la suspense, in attesa che arrivi Joe Patti, signori, l'argomento del giorno è l'acqua minerale che aumenterà. Signori, non dite che non ve l'avevamo detto. Già, la notizia quest'oggi è riportata solo da un quotidiano, ma l'avviso è ben chiaro. Gli aumenti, benzina, gasolio, c'è forse ancora un benzinaio in Roma che ci avete fatto la fotografia, che ha il gasolio a 1,9999999 periodico, no? Ma non arriva ancora a 2 euro. Gli altri sono tutti sopra i 2 euro. La benzina costa sempre di più, siamo a 1,8, 1,9, 1,7 a volte, ma proprio un miracolo. Tutti questi aumenti chiaramente prima o poi devono influire anche sul prezzo di tutto quanto, e si è partiti all'ingrosso con aumenti, abbiamo sentito 30% per i pomodori, problemi per i pescatori, chiaramente le motonavi vanno a gasolio, ma adesso pare che arriverà il problema per l'acqua minerale, l'acqua in bottiglie di plastica, perché anche qua problemi per far arrivare la plastica da un punto di vista, ma soprattutto, ripeto, perché ve la devono portare al supermercato. Quindi la proposta di Radio Libertà è: vogliamo cambiare, vogliamo decidere di cambiare il nostro modus vivendi, e ho ricevuto questa mattina tantissimi WhatsApp al 340 6709 659 che ci elargiscono delle idee. Ad esempio Clara: torniamo alle bottiglie di vetro. Una volta, quando il vuoto si ritornava, ti ridavano quella tassa che era compresa nel prezzo nel momento dell'acquisto, vero Clara? Me lo ricordavo io, c'era la cauzione, si chiamava così, ma io fino a qualche anno fa vedevo ancora in giro per l'Europa c'erano delle macchinette che mettevi dentro la bottiglia e ti ridavano il soldino. Mi date informazioni su questo fronte? Come funziona? Se compri una bottiglia di vetro, te lo tieni e basta? Allora io propongo l'idrolitina del Cavalier Gazzoni. Ok? Sapete cos'è, vero? Chiaramente lo sapete, il nostro target è medio-alto, ma per gli sbarbati come il nostro regista Francesco, conosci l'idrolitina del Cavalier Gazzoni? Niente. Non so neanche come si scrive idrolitina.
adesso non esageriamo, idrolitina, si scrive idrolitina. Il Cavalier Gazzoni, prego non mancare di rispetto al Cavalier Gazzoni, è quello che ha inventato l'idrolitina. Praticamente è una soluzione, cioè una specie di una graniglia che tu metti dentro nell'acqua e devi chiudere immediatamente la bottiglia perché l'acqua diventa frizzante, signori. E voilà! Magia! Apparizioni, sparizioni e rendete frizzante la vostra acqua, chiaramente del rubinetto. Quindi torniamo a usare l'acqua del rubinetto e acquistiamo, questa è una pubblicità a pagamento, chiaramente, l'idrolitina del Cavalier Gazzoni. Mi dicevano che c'era anche la cristallina, cristallina, anche quella chiaramente qualcuno di voi se la ricorderà, ma non la vedo più nel supermercato, mentre l'idrolitina, l'ultima l'ho comprata forse un mese fa, cioè i miei ex bambini che adesso hanno 15 anni, li ho fatti divertire come non mai. Chiaramente noi la pompavamo l'idrolitina, cioè non ne mettevi soltanto una bustina, ma ne mettevi 2 o 3 in modo che diventava una soluzione explosive se non chiudevi immediatamente la bottiglia, ma anche quando l'aprivi esplodeva tutto quanto, però era acqua molto gassata, diciamo così. Adesso ci sono altre soluzioni, se aumenta l'acqua, se non riusciamo più ad avere l'acqua in bottigliette, nelle famose bottigliette di plastica, come fate voi? Intanto leggo un po' di messaggi, vediamo dove vi mandate. Il costo della benzina è per il 60% di tasse. Se sto cacchio di governo vuole abbassarne il prezzo, basta che ne riduca le tasse. Ok. Intanto c'è Joe Patti che mi sta chiamando sul cellulare, forse lo devi chiamare tu, perché altrimenti facciamo la diretta dal mio cellulare. Sarà la Russia a tirarsi il naso per fornire ancora gas e petrolio all'Italia e non viceversa. Oggi c'è La Verità che propone di ritornare al gas russo. Semmi, ci sono anche i distributori d'acqua e questo è vero, le famose fontanelle del comune, l'acqua costa poco, chiaro che devi avere voglia di andare lì e fare il pieno ogni volta. Avete voglia? Punto di domanda. Intanto ho ricevuto un fracco di la voglio e intendono chiaramente la canzoncina per il referendum. Scrivetemi che io ve la invio. Ciao Sammy, io acquisto da sempre l'acqua in bottiglia di vetro. Non mi applicano cauzione sul vuoto, ma lo ritirano. Peccato che gli aumenti del gasolio incidano sul trasporto, ma forse aumenterà meno l'acqua del vetro, meno l'acqua nel vetro che quella in plastica. Beppe, speriamo. So che, ripeto, le notizie di quest'oggi sui futuri aumenti non ci danno una felicità di quelle incredibili, è vero? Per fortuna è arrivato lui. Signore e signori, abbiamo sentito prima la canzone Ombre, adesso stiamo per ascoltare la canzone nuovissima, ma prima lo salutiamo, è con noi Joe Patti, ciao! Ciao, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Piacere. Oh, ma è vero che tu praticamente giri il mondo da Londra, Roma, America. Oh, è vera sta cosa? Beh sì, diciamo che siamo originari dalla bellissima Sicilia e dei parenti dei miei genitori sono poi emigrati negli Stati Uniti. Poi io ho fatto delle esperienze molto giovani in Inghilterra, in Gran Bretagna, quindi ho viaggiato abbastanza. Senti, ma che musica porti in giro? Io ho letto influenzato dai Beatles e dagli anni 70, influenze soul e blues. Cosa canti? Cosa regali alle orecchie dei fortunati che trovano la tua musica? Ma non è poi così difficile, lo dico sempre, come fare la spesa dal contadino, signori. Bisogna un minimo di fatica e cercare in rete Joe Patti. Quali sono i mostri sacri sui quali fai affidamento e hai una linea che secondo te è più personale rispetto a questi mostri sacri? Joe Patti. Ma io ho sempre ascoltato quando ero piccino, insomma, generi musicali differenti tra loro.
ho anche studiato da dove arriva appunto la musica soul. Sempre la curiosità mi ha dato modo di conoscere, specialmente a livello musicale, tanti generi. E poi, insomma, ecco, i mostri sacri, come dite voi, insomma, sono Stevie Wonder, James Taylor, magari, ecco, artisti che, ecco, propongono della musica country come James Taylor, però comunque abbiamo anche Stevie Wonder. I Beatles, che sono grandiosi, hanno generato un diverso modo di suonare, di cantare, insomma, quindi la curiosità, soprattutto a livello musicale, mi ha sempre portato a conoscere differenti generi, quindi anche il blues. Poi ho partecipato come corista per 4 anni, dove appunto il mio maestro mi portava a cantare blues, jazz, rock, pop, insomma funky also. Beh, insomma un po' tutto, insomma, ecco. Bello, è un pubblico sicuramente interessante il tuo e penso anche molto nostrano. Senti, a questo punto io c'ho qua un file, Belmonte me lo ha trasmesso proprio questa mattina presto, è il file di un pezzo nuovo che è We Will Arise. Cosa ci dici su questo pezzo? Beh, questo credo poi lasciamo il pubblico giudicare e ascoltare, ma soprattutto godere della musica nell'ascolto, insomma, ecco. Però credo che questo sia un brano che insieme al produttore Gianluca Belmonte abbiamo, diciamo, ecco, io ho scritto nella musica e nelle parole, ma che poi nell'arrangiamento in tutto c'è stato veramente la sensibilità musicale del mio produttore, che insieme a me riusciamo sempre a regalarci delle soddisfazioni veramente belle a livello personale. Poi sarà il pubblico ad ascoltarla, a godere di questo nuovo brano che ho scritto anche perché avevo bisogno di scrivere qualcosa di nuovo, e io costantemente, quando ho bisogno, come ogni artista, ci deve mettere del suo e non tirare fuori il meglio del meglio, che poi sia il meglio che poi diventi il peggio che diventi il meglio. Quello non lo possiamo decidere noi, ma noi possiamo solamente scrivere canzoni e godere di questo, e ovviamente poi portarle sul palco, perché in live è qualcosa di veramente insomma superlativo, no? Quando si porta un brano ad ascoltare, sia per radio grazie a voi, ma anche su un palco, lì è il meglio del meglio, insomma, a livello di ascolto. Poi, insomma, ecco, abbiamo le radio, abbiamo i live che ci permettono di essere ascoltati, quindi è una bellissima cosa. È minimo, e anche voi all'ascolto, signori, alzate il culo ogni tanto, uscite la sera ad ascoltare questi artisti dal vivo, in modo particolare Joe Patti. Facile da trovare in rete. Cosa bisogna scrivere? Beh, diciamo che Joe Patti, questo nome d'arte è italianizzato, perché solitamente si scriverebbe J, poi avremo la O e la I, cioè, l'ho detto in inglese, l'ho pensato in inglese, volevo dire, J-O-E, Joe, oppure J-O. Invece potete digitare G. Io dico sempre la G, che è di gioia, per dire qualcosa di bello, la I e la O. Quindi Joe, scritto proprio come si pronuncia in italiano, Patti. Patti è una bellissima città della Sicilia, quindi io ho ottenuto il mio cognome, di cui ne vado tantissimo fiero, della mia famiglia. Oltretutto in questo periodo c'è una mia cara cugina che mi è venuta a trovare dall'Arizona, quindi è qui in Italia, e stiamo avendo un bellissimo momento, come l'ho avuto io quando sono stato da lei. Quindi Joe, G-I-O, Patti con la I normale, su tutti i social, Facebook, Instagram e TikTok, of course, ovviamente anche su YouTube. E vai, allora tra pochissimo troverete anche questo pezzo nuovissimo che vi trasmettiamo in anteprima. We Will Arise, Joe Patti. Grazie per essere stato con noi, Joe.
Ma grazie a voi, una felice giornata di sole, di gioia e di belle emozioni con la musica, ovviamente. Un abbraccio forte, grazie ancora. Celebrate this night with me, although it's not the last time. It's time, no reason left, no will to stay. I feel you fading far away. You're free, follow every dream you chase. Never ever lose your faith. Moments have slowly slipped away. There's a shadow deep inside, no more doubts within my mind. Going round in circles, falling apart. I've got nothing left to say, floating right through the past. I don't know who to trust. I rise, I don't wanna fade. Even shadows find the light. When hearts collide, they learn to fly. No lies, no tears, no feelings at all. No feelings at all. I know, I know, I know. I strolled through the streets we used to know. You know, we know. Chasing dreams that won't let go. Let go, let go. Every memory still calls your name, but nothing ever feels the same. I rise, I don't wanna fade, even shadows. When hearts collide, they learn to fly. No lies, no tears, no feelings at all. No feelings at all. I know, I know, I know. Though the past is tearing me apart, your voice still whispers in my heart, deep in my heart. And I rise, I don't wanna fade, even shadows find the light. When hearts collide, they learn to fly. No noise, no tears, no feelings at all. No feelings at all. I know, I know, I know. Si chiama We Will Rise, la nuova canzone di Joe Patti in assoluta anteprima e me la tiro su Radio Libertà. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Dai, che facciamo in tempo a leggere qualche appuntamento targato Lega sul territorio. Beh, se siete in provincia di Varese sapete dove andare questa sera, se siete militanti della Lega. Oggi, martedì 17 marzo, a Gallarate Varese, presso la sala ex Scuderie Martignoni in via 25 settembre al 2, angolo via Venegoni, ore 20:30, assemblea straordinaria dei SOM, si chiamano così, i militanti della Lega. Arriva Matteo Salvini e magari questa sera ci vediamo, visto che è proprio dietro casa mia. Vado a letto presto, però un salutino lo devo fare. Venerdì 20 marzo a Rovigo, signori, la chiusura della campagna elettorale per il referendum con Alberto Di Rubba, tesoriere della Lega. Con lui abbiamo parlato tante volte di quello che gli è successo, processi, mica processi, eccetera. Lui è anche candidato alle suppletive. Bene, se volete conoscerlo, a Rovigo questo venerdì 20 marzo, ore 18, Rovigo Fiere Censer, Viale Porta Adige 45, e sono naturalmente moltissimi gli ultimi appuntamenti elettorali per raccontare quello che è
questo importante referendum sulla giustizia. Si vota questa domenica e questo lunedì, e domani, mercoledì 18 marzo, l'appuntamento con Matteo Salvini è qui a Milano, all'Hilton Garden in Milan Nord, via Columella 36 Milano, ore 20:30, domani 18 marzo, ore 20:30. Matteo Salvini vota sì all'Hilton Garden in Milan Nord, via Columella 36. Iscrizione obbligatoria. Cercate tutto quanto su internet, lo trovate. Questa mattina Matteo Salvini ha fatto un sopralluogo presso lo stabile Aler di Milano in via Giambellino per conoscere l'andamento dei lavori di riqualificazione che sono ormai ultimati, magari l'avete anche incrociato. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio. Siamo a Missaglia, Brianza, proprio questa sera alle 20:45, referendum sulla giustizia, perché votare sì. Appuntamento alla Sala Civica Regina Teodolinda in Missaglia, Monza Brianza, piazzetta Teodolinda 27, rappresentanti della Lega, di Fratelli d'Italia, di Forza Italia e naturalmente avvocati e chi se ne intende in questo campo. Le ragioni per votare sì anche a Novate Milanese, domani, ore 20:45, Villa Venino, Largo Padre Ambrogio Fumagalli 5, Novate Milanese. Siamo sempre nell'Interland di Milano. Altri eventi li trovate facilmente sul sito legaonline.it, che vi invito a visitare. Questa sera a Colognola, anche qui un dibattito sulla giustizia con il professore Bernasconi, professore di diritto processuale penale all'Università di Brescia, Barbara Pezzini, diritto costituzionale all'Università degli Studi di Milano, l'avvocato Pezzotta, l'avvocato Rocco. L'appuntamento è all'Auditorium San Sisto di Colognola, siamo nella Bergamasca e nel Bresciano, via della Vittoria numero 1. Certamente, ripeto, come si può dire, il concetto è quello: votate sapendo che cosa votate, ma soprattutto spiegate il motivo per cui effettivamente bisogna andare a votare questa domenica e questo lunedì per cambiare qualche cosa, hai capito? E questa è la cosa principale, per cambiare qualche cosa. In questo caso l'appuntamento nella Bergamasca a Colognola, questa sera ore 20:30, via della Vittoria, numero 1, Auditorium San Sisto. Qui Sammy Varin che se ne va, minimo che me ne vado. Grazie come al solito, siete stati grandissimi, centinaia e centinaia di WhatsApp, alcuni non sono neanche riuscito a leggerli, mea culpa, ma riprendo domani, promesso, domani riprendo da quelli che non ho letto. Certamente è una minaccia, perché io ritorno domattina alle 7:30.